posto conclude Vino Santo e al quarto Carlotta Star. Nessun problema quindi nel confermare Zodiaco dei Ghenta vincitore con Andrea San, al secondo posto Belfagor con Riccardo Sulis, al terzo Vino Santo con Giuseppe Piccino, al quarto Carlotta Star con Mattia Manca. Ricordiamo ai proprietari del cavallo vincitore che si procederà immediatamente con la premiazione prima che si svolga la prossima gara, quindi premiazioni che verranno svolte immediatamente davanti al palo d'arrivo dove i familiari del caro Carlo Moro consegneranno il trofeo al vincitore della corsa Zodiaco dai Ghenta con Andrea San. Eccola. Se lo chiami qua. Andrea San e i proprietari del cavallo Zodiaco dai Ghenta attesi in premiazione. Ripetiamo, Andrea San e i proprietari del cavallo Zodiaco dai Ghenta attesi in premiazione. Fa rientro intanto il fantino vittorioso Andrea San con Zodiaco dei Ghenta che ha fatto il vuoto precedendo Belfagor. Intanto attesi in premiazione con tutto il team Fantino Cavallo e i proprietari. Un applauso al vincitore della corsa riservata all'anglo-arabo Andrea Sanna in sella a Zodiaco dei Ghenta. Si procede quindi con l'immediata premiazione in ricordo del caro Carlo Moro. La famiglia che ha offerto il trofeo consegna il premio la nipote, la giovane Giorgia. Ancora un applauso per il trionfatore della categoria anglo-arabi che senza patemi ha portato a casa sia il trofeo offerto dalla famiglia di Carlo Moro sia i 3.500 euro per il primo classificato. Mentre fa rientro il vincitore della categoria anglo-arabi, si preparino i cavalli locali che vedranno in pista col numero 1 Quarzo Blu, Serafino Bianco, col numero 2 Quarto Antonangelo Godi, col numero 3 Rusinita, Peppe Corraine, col numero 4 Oriolu,
Pietro Cubeddu con numero 5 Airina, Angelo Saccheddu con numero 6 Zio Pepi, Giovanni Luigi Rubano e con numero 7 Avularia Antonio Medeu. Questi quindi il lotto dei partenti riservato ai cavalli locali, saranno 7 con un montepremi da 2.000 euro, 1.000 euro per il primo classificato, 500 per il secondo, 300 per il terzo e 200 per il quarto. Corsa riservata ai cavalli e ai fantini locali. Eravamo qualche anno che non facevamo più questa manifestazione, ma quest'anno abbiamo voluto dare pure a loro la possibilità di vincere, di fare una corsa. Vedremo la bravura di questi fantini, di questi ragazzi che oggi si vogliono lanciarsi in corsa. Tutti i cavalli locali e fantini. Tutti professionisti, comunque. Un applauso.
Intanto vogliamo ringraziare le forze dell'ordine per la loro presenza, le ambulanze, gli sponsor che anche quest'anno hanno contribuito alla realizzazione di questa manifestazione. E un ringraziamento particolare a tutti i soci che hanno collaborato per la realizzazione di questa manifestazione con tanto sudore e lavoro. Non binda attaccato. Si procederà con l'estrazione per l'antidoping per i primi 4 classificati nella categoria anglo-arabi. Estrazione pubblica che viene effettuata adesso. Viene estratto il quarto classificato che corrisponde al numero 3 Carlotta Star, quindi Carlotta Star sarà sottoposta all'esame antidoping da parte dei veterinari di servizio.
Si invitano i cavalieri ancora attardati rispetto alla presentazione al canape ad accelerare le operazioni di presentazione al canape. Ripetiamo, cavalieri ancora sulla curva invitati ad accelerare le operazioni di presentazione al canape. Si va componendo il campo dei partenti, tutti e 7 in zona partenza, e ora con l'allineamento si procederà alla disputa della corsa riservata ai cavalli locali. Anche qui i primi 4 andranno a moneta, 1000 euro per il primo, 500 per il secondo, 300 per il terzo e 200 per il quarto. Partenza, data valida, scatta al comando la giubba blu di Airina e Angelo Sacchedo a prendere il comando delle operazioni nei confronti di Zio Peppi, che ha in terza posizione Oriolu con Pietro Cubeddu. In quarta prova la progressione anche Rusinita, cavalli che affrontano la retta opposta con la giubba blu di Airina e Angelo Sacchedo ancora al comando, 2 di vantaggio nei confronti degli altri che provano il recupero. È facilissima la galoppata del battistrada Airina, numero 5 dello schieramento, con Angelo Sacchedo che inizia la piegata con 7-8 lunghezze di vantaggio nei confronti di Quarzo Blu che nonostante una pessima sgabbiata si porta in caccia del fuggitivo, riduce il gap ma mantiene il comando delle operazioni Airina che è ancora al comando, ci prova ancora Quarzo Blu, Airina, Quarzo Blu, Airina, Quarzo Blu, al terzo posto il numero 4 Oriolu e al quarto non vedevo il numero e la giubba poi non mi corrispondeva perché mi avevi dato. No, uno l'abbiamo perso per strada. Quindi per i primi 3 il primo classificato è Airina con Angelo Sacchedo, al secondo posto Quarzo Blu con Serafino Bianco e al terzo quarto con Antonangelo Goddi. Attendiamo la conferma per il quarto classificato. Quarto era quello con la giubba nera ma tendente più al grigio che al nero. Molto nessuno. Angelo Sacchedo su Airina. Sì, ma questo non perdeva mai. Questo parte con loro. Sono volati tutti ed è arrivato a una lunghezza. Me li chiami i partecipanti primi 4? I primi 4 classificati della categoria cavalli locali attesi in premiazione. Ripetiamo, i primi 4 classificati della categoria cavalli locali attesi in premiazione. Questo non perdeva mai. Questo Quarzo Blu non perdeva mai. Se parte con loro li perde per strada. C'era? Era bianco.
è partito un quarto d'ora dietro, ma li ha riacchiappati e per poco prende, se c'era un altro giro vinceva lui. I primi 4 classificati attesi in premiazione davanti all'arrivo. Ripetiamo, i primi 4 classificati in premiazione davanti all'arrivo. I primi 4 classificati, ripetiamo, primi 4 classificati della categoria locali attesi in premiazione. Airina Quarzo Blu e quarto attesi in premiazione. Ripetiamo, i primi 4 classificati con urgenza in premiazione. C'è ancora da svolgere la corsa riservata al puro sangue inglese.
Si procede con le premiazioni. Il padre del primo classificato Antonio Sacchedu ritira il trofeo che consegna a Gianfranco Podda. Un applauso al primo classificato Antonio Sacchedu, consegna il premio a Gianfranco Podda. Al secondo classificato Serafino Biancu, è sempre Gianfranco Podda che consegna il trofeo. Per il terzo classificato in rappresentanza ritira il premio Raffaele Corraine. Al quarto posto in rappresentanza del quarto è il presidente Alain Padeu che ritira, premiato da Gianfranco Podda. Nel frattempo abbiamo un comunicato da parte della compagna di Carlo Moro che ringrazia tutti i presenti che oggi hanno deciso di partecipare a questo evento. Vogliamo manifestare la nostra gratitudine per questa giornata, grazie a tutti coloro che con serenità e partecipazione hanno contribuito a realizzare questo evento in ricordo di Carlo ed in particolare l'Associazione Ippica Orgolese per la completa disponibilità e professionalità. Grazie a tutte le persone che con il cuore hanno reso questo 17 agosto un giorno speciale in onore di Carlo, che amava la vita e metteva la propria a disposizione degli altri e che ha sempre dimostrato passione e amore per i cavalli. Grazie Carlo per averci donato il tuo sorriso, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento, Gonaria, Pasquale e Gianfranco.
Annia, dormivi, di via, dorato, me un rizu, dormiti, via, viso, in una notte fritta, intro de si stallita, in sammandica d'orzana, schirbellu pizzinu, dottu de altusinu, pranghenende titia. Prenude giddigia, in mese pazze fenude giddigia, prenusiste dude cusorza, in dunu zardine dude vrores pramuria. Anninia, dormivi, di via, dorato, me un rizu, dormiti, via, viso. De mammas allegria, cabo e burriche du, chi si soraline du, ti caenta che framma, allegria de mamma che vide compagnia, Anninia, dormivi, di via, dorato, me un rizu, dormiti, via, visu, insinu de Maria, dalla su mundu gia, amadu, sole brundu, dali gia su mundu, o sole brundu, amadu, dai to, tu sognato, con gioie simpatia, Anninia, dormivi, di via, dorato, me un rizu, dormiti, via, visu, insinu de Maria, con tanta mercanzia, benisos, pastoredo, latte, la manzonedo, stidana, con decoro, in su mille oro, mezza pregatoria, Anninia, dormivi, di via, dorato, me Tutti e quattro in zona partenza, quindi ormai prossimi alla disputa della corsa conclusiva della giornata riservata al purosangue inglese sui 2000 metri. Didi Betto, Simone Mereu con la giubba scacchi rossi e blu, giochi proibiti Biagio Murgia, la giubba rossa con le maniche gialle, il demone Giuseppe Piccino. Parte intanto la corsa, scatta allo steccato la terra dei giganti con Pasquale Salis a prendere il comando dell'iniziativa nei confronti Il Demone in seconda posizione. Aumenta l'andatura all'esterno di Betto per avvicinare il battistrada, mentre progredisce anche i giochi proibiti quando i cavalli affrontano la prima curva dopo aver effettuato il primo passaggio. Ricordiamo che saranno 3 i passaggi da effettuare. Non molla la presa la terra dei giganti, è arroccato allo steccato con al suo fianco Didi Betto. In terza posizione giochi proibiti, in quarta Il Demone. In quest'ordine i cavalli ad affrontare la seconda curva con 3 cavalli in diagonale, sempre al comando la terra dei giganti che ha all'esterno la giubba giallo-rossa di giochi proibiti.
Terza posizione per Didi Beto e sempre in quarta il Demone. Cavalli che stanno per rimettersi in retta per il secondo passaggio, dove il battistrada, la Terra dei Giganti, mantiene una lunghezza nei confronti di Giochi Proibiti. Inizia il giro conclusivo, ancora tutto da decidere con i 4 racchiusi in poche lunghezze. Percorso esterno per il Demone che rompe gli indugi e parte in caccia del battistrada. La Terra dei Giganti che prova a respingere gli attacchi del Demone quando i cavalli sono alla penultima curva, mentre gli altri sembrano un po' staccati fuori dalla lotta per i primi 2 posti. Terzo posto per Didi Beto, in quarto Giochi Proibiti, ma davanti accende la miccia il Demone nei confronti della Terra dei Giganti. La Terra dei Giganti che prova a respingere gli attacchi da parte del Demone. Pasquale Salis e Giuseppe Piccinu che se le danno di santa ragione in termini chiaramente sportivi, dove la Terra dei Giganti non vuole mollare la presa e continua la marcia al comando. Ora una tregua con un paio di lunghezze guadagnate lungo la piegata conclusiva. La Terra dei Giganti e Pasquale Salis, ma non molla ancora il Demone che ci riprova coi cavalli che fanno l'ingresso in retta. La Terra dei Giganti con Pasquale Salis che viene a vincere nei confronti del Demone. Al terzo posto Didi Beto con Simone Mereu e al quarto Giochi Proibiti con Biagio Murgia, e quindi appannaggio di Pasquale Salis e la Terra dei Giganti per la scuderia Sei Mori di Orune a trionfare nella categoria puro sangue inglese. No Maria, l'ho preso prova per dire. L'ha avvisato in scuderia, no, guarda, isso dá più di un mese. Guarda, io ho stesso più di un palo da Serafini. Io non si raffina la scuola, come si raffina la finanza. Guarda, se gira, no, se proprio gira un po' e c'è un livello. Ah, isso cada di. No, isso cada di. Il che c'entra di più la discussione. Sicuro, quindi oggi si guarda la discussione. Ma sua madre lo ti va, sua madre si ha il posizione. Sua madre si ha il posizione. Quindi se fai noi, la faccio del tempo, sua madre sta a brilla. La filetta su me. Ma bella. Tutti le discussioni. No, penso che sia spenta, vero? Si procede con l'estrazione per l'antidoping relativo alla corsa riservata il puro sangue inglese. Nell'urna i primi 4 arrivati. Si procede quindi con l'estrazione. Estratto il terzo classificato Didi Beto, numero 1 dello schieramento con Simone Mereu per la scuderia Tocco di Villa Massargia. Quindi Didi Beto dovrà presentarsi ai veterinari per l'esame antidoping.
Un ringraziamento a tutti i partecipanti alla manifestazione 2022. È andata bene, dai. Vi aspettiamo il prossimo anno per il prossimo appuntamento. Grazie a tutti.